Il primo allarme era stato lanciato esattamente un anno fa, quando i costi energetici avevano iniziato a galoppare. All'epoca i gestori di impianti avevano ipotizzato un incremento delle spese per 6 milioni di euro nel corso del 2022, un dato però risultato sottostimato. A consuntivo i conti aggiornati parlano infatti di 20 milioni di euro per 70 piscine nel Veneto. Questi numeri indicati nella lettera che Fin e Assonuoto hanno indirizzato in queste ore al governatore Luca Zaia e al presidente ANCI Mario Conte, ricordando anche le mobilitazioni promosse dalle piscine di Montebelluna e Valdobbiadene. È una situazione che permette una difficilissima sopravvivenza degli impianti, dato poi per accertato che alcuni di questi hanno già decretato la chiusura per la parte invernale, quindi dicembre e gennaio. Gli altri stanno facendo massa critica per tentare di mantenere salda l'attività. L'iniziativa prende le mosse anche da una lettera scritta dagli esordienti vicentini, bambini che hanno chiesto al ministro Abodi e al numero uno del CONI di intervenire. Prima il Covid, scrivono, adesso il caro bollette. Se le piscine chiudono, si legge, cosa ne sarà del nostro sogno di diventare campioni? Cioè si crea quel buco generazionale che abbiamo già visto al tempo del Covid e ora appunto diventa difficoltoso per il discorso energetico.